E in Veneto lo zoccolo duro di una Lega che di torto collo deve accettare provvedimenti nazionali in nome di un contratto a tratti indigesto. Il peso sullo stomaco si accetta perché sul piatto al momento c'è l'autonomia. Di Maio è qui in Veneto, ieri pare che abbia fatto delle dichiarazioni che la rassicurano? Beh, direi di sì, quando parla Di Maio come avesse parlato tutto il Movimento 5 Stelle. Di Maio è il materiale e fisico, diciamo, sottoscrittore del contratto di governo, per cui che il vice premier Di Maio venga in Veneto a dire l'autonomia al Veneto deve essere data, la daremo, e per noi significa che tutto va in quella direzione. Decreto sicurezza, ci sta il disaccordo, ma inaccettabile per Zaia la non applicabilità di una legge. Io non sono un esperto, ma so che se io non applico una legge mi mandano a casa. Vorrei capire cosa accade per chi non applica le leggi nei comuni. Comunque si commette un'illegalità. Tu le leggi le puoi impugnare, le puoi discutere, le puoi ovviamente far diventare elemento di contrapposizione nella discussione, ma le devi applicare. La legge è legge, punto e basta. Reddito di cittadinanza per chi sta qui, gli immigrati da 5 anni, è un tentativo di venirvi incontro da parte dei 5 Stelle? Ma guardi, io ho visto una dichiarazione del vice premier Di Maio che ha detto no, solo gli italiani, e io spero che sia solo i cittadini italiani, visto e considerato che l'immigrato diventa cittadino italiano dopo che gli è stata riconosciuta la cittadinanza dopo 10 anni di permanenza. Immagino che quel solo gli italiani sia riferito a questo. La residenza non c'entra nulla con la cittadinanza, forse sarà da chiarire questo aspetto. Penso che noi abbiamo 6 milioni di poco abbienti, per non definirli poveri a livello nazionale, sono cittadini italiani, sarebbe bene prima aiutare i nostri cittadini. Leggevo da qualche parte che il candidato per le prossime regionali della Lega Nord potrebbe essere il ministro Fontana e lei si auspica che vada in Europa. Ma guardi, questi sono i tormentoni ciclici. Allora adesso siamo a gennaio, hanno già iniziato a dire che il Panevin inquina. Poi a un anno dalle elezioni regionali c'è già l'alter ego di chi deve essere candidato. E arriviamo all'estate e la capa di caldo fa tanti morti. E ci sono dei periodi dell'anno nei quali i cani ammazzano e sbranano i cittadini, altri periodi dell'anno nei quali i cani sembrano non esistano più. Insomma, fa parte appunto del gioco anche della comunicazione. Avete poche notizie da mettere in onda e questo è quello che viene fuori.